Rientriamo in questo studio ideale dedicato ai farmer market, ai mercati per la vendita diretta dei produttori agricoli, e siamo ancora in piazzale Zoppas a Conegliano con l'assessore alle attività produttive Zava, che intanto ringrazio per l'accoglienza. Conegliano è stato uno dei primi comuni in Veneto a costruirsi in casa un farmer market. Ci avete creduto perché? Innanzitutto è stata una scelta per avere prodotti di qualità, per dare ai cittadini un servizio per il centro di Conegliano. Voglio ricordare che a Conegliano in centro sono spariti praticamente tutti i supermercati e quindi c'era la necessità di dare un servizio. Allora abbiamo pensato a qualcosa, in quel momento si parlava di farm market, io ho scelto di fare il mercato dell'agricoltore perché io continuo a chiamarlo così. Certamente, ecco, noi vediamo che la gente c'è, la gente viene, e la cosa bella è che ci si riappropria di quel rapporto diretto con il produttore, no? Con tante domande, sulla freschezza del prodotto, sulla tradizione. Ma questo sicuramente, ma questa è anche una scelta che abbiamo fatto, proprio di dare la possibilità ai cittadini che vengono a fare gli acquisti qui di avere anche dei momenti conviviali assieme ai nostri agricoltori. Piccole degustazioni anche. Piccole degustazioni spesso, almeno una volta al mese c'è la degustazione e di conseguenza in quel momento si instaura un rapporto molto speciale, molto particolare. Io la ringrazio per questa testimonianza, Assessore, grazie Assessore Zava. Quindi avete sentito, la gente ha bisogno di ricostruire un rapporto umano con chi gli propone dei prodotti, e infatti poi è la garanzia e la fiducia verso queste persone, questi produttori, che possono fare la differenza. Noi ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane e poi ancora tanto mercato agricolo di Conegliano, tra poco. I comuni tra campanilismo e collaborazione. Questo è il titolo del convegno organizzato da Un'Industria con il contributo di Regione Veneto. L'Associazione degli Industriali di Treviso ha presentato una sperimentazione condotta con 4 comuni dell'area del Coneglianese, che hanno deciso di gestire in condivisione alcuni servizi pubblici. Un'iniziativa pubblica dunque nata da un'associazione di categoria, come ci spiega il presidente di Un'Industria Treviso, Alessandro Vardanega. Si dice molto che la pubblica amministrazione deve ridurre la burocrazia, deve semplificare le proprie logiche. Noi crediamo che non si debba aspettare che questo avvenga dall'alto, un impegno concreto ci può essere dal basso, ed è per questo motivo che abbiamo pensato a questo progetto, lo abbiamo finanziato integralmente come associazione, lo abbiamo lanciato nel 2009. Imparare a far convivere i vincoli di bilancio con le esigenze delle amministrazioni locali, un obiettivo raggiungibile perseguendo la strada dell'associazionismo per il benessere dei cittadini. Questo è il commento dell'assessore regionale Ciambetti. Situazioni che secondo me possono essere benissimo coniugate, e i numeri che oggi appunto al convegno verranno mostrati vanno in questo senso. Si può lavorare meglio dando un migliore servizio ai cittadini e spendendo anche qualcosa in meno. Un percorso, quello della condivisione dei servizi, già previsto dalla precedente finanziaria e che sarà ulteriormente incentivato con la riforma del federalismo fiscale, come ci spiega il professore Luca Antonini. Il federalismo fiscale è un processo che invece renderà stabili queste forme di finanziamento, quindi un comune che fa quella scelta sa che non dovrà più dipendere da quello che si decide anno per anno, ma diventa un processo in cui la risorsa fiscale, finanziaria è assicurata per sempre. In vista del federalismo, i comuni della Marca possono rappresentare un modello esemplare nella capacità di fare sinergia. A dirlo un trevigiano doc come il ministro Maurizio Sacconi. Noi possiamo rappresentare la migliore pratica italiana. Io ne sono convinto che qui si può fare una esperienza che traini le altre. Mezzogiorno e 14 circa, e queste cassette sono già svuotate. Siamo ancora a Conegliano in piazzale Zoppas per raccontarvi questo nuovo modo di fare la spesa per il consumatore, ma anche un nuovo modo di vendere per i produttori. Quindi abbiamo uno che ci aspetta, ovviamente. Ecco, lei da quanti anni pratica la vendita diretta? La vendita diretta in azienda sono circa 15 anni da quando abbiamo iniziato l'attività. Qui il mercato è nato da 2 anni e mezzo, e da 2 anni e mezzo siamo presenti qui il mercoledì e il sabato. Le è cambiato qualcosa come imprenditore? Il mercato agricolo è un grosso aiuto per la singola azienda, aiuta ad ampliare le proprie conoscenze, ti costringe, siccome il farmer market ha come vincolo il prodotto tuo aziendale, non acquistato e rivenduto, perlomeno qui in provincia di Treviso, ti costringe a specializzarti in più varietà, in più tipologie,
anche perché il cliente che viene da te non vuole trovare solo il radicchio, ma desidera trovare altre cose. Quindi tipologie. a crescere come imprenditori, ovviamente anche il contatto con il pubblico immagino che dia molto anche all'imprenditore. Proprio in conclusione, eccolo un prodotto stagionale, il famoso radicchio Verdon da Coltel, un prodotto molto particolare. Esatto, è l'ultima varietà, il Verdon, del famoso radicchio da campo, come lo chiamiamo qui nella zona di provincia di Treviso, che abbiamo raccolto. Prima si parte col rosso e col bianco mantovano, ultimo perché richiede più caldo il Verdon, che è classico, copre tutta la fascia da primi metà marzo fino a tutto aprile. La ringrazio davvero per la sua cortesia, per la sua testimonianza, ma vogliamo dire anche che c'è una particolarità: il Farmer Market rivaluta i prodotti tipici destinati altrimenti a scomparire. Uno tra questi è proprio il radicchio Verdon da Coltel della provincia di Treviso e del Veneto. Ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane, e tra poco con altri produttori per le conclusioni. APVF, l'associazione produttori ortofrutticoli veneto-friulani, è una delle realtà del settore più autorevoli a livello nazionale. Circa 3.000 produttori agricoli costituiscono il cuore pulsante di APVF, che confeziona e commercializza le loro produzioni. Si tratta di vere eccellenze dell'ortofrutta, alcune delle quali a marchio IGP, che trovano spazio nei mercati tradizionali di casa nostra, ma anche in Europa e fuori dai suoi confini. Oggi APVF continua ad investire sulla qualità per garantire a clienti e consumatori prodotti certificati e garantiti, guardando al futuro con positività. Si guarda il futuro con positività perché c'è una base sociale molto coesa, molto vicina all'azienda. Stiamo investendo molto in macchine, in impianti, e il nostro obiettivo è quello di ridurre la filiera tra il produttore e il consumatore, e quindi noi andremo sempre più vicino al consumatore finale con un prodotto finito. Lo stesso presidente Rossi conferma la volontà dell'Associazione di Produttori Veneto-Friulana, che ha la sua sede principale a San Polo di Piave, di guardare al mercato quindi con la volontà di costruire una filiera corta. Raccolta diretta, si lavora qui in confezioni da 4, 6, 8, dipende, cassettine da 1 kg, 2 kg, e si manda subito in distribuzione. E questa è una garanzia di prodotto fresco, di qualità e genuinità. Dal campo alla tavola con prodotti tipici nostri. Abbiamo cambiato strategia, non si va più alla grande distribuzione attraverso un'azienda di servizi, ma si va in diretta attraverso i produttori. I produttori fanno della differenza e il territorio ci aiuta molto per questa differenza. APVF quindi resta legata alla propria missione, che vede in cima alla lista delle priorità la soddisfazione dei suoi soci produttori e dei consumatori finali. La sfida e la vittoria passa attraverso un prodotto e un territorio. Noi abbiamo dei prodotti IGP, dei prodotti meravigliosi. È importante che i consumatori acquistino i prodotti di stagione, e questa è una garanzia. Il vino che presentiamo oggi è la marca Manzoni Bianco. L'incrocio Manzoni nasce da un incrocio del professor Manzoni, del nostro professor Manzoni, tra Riesling e Pinot Bianco. È un vino che certamente si presenta dai riflessi giallo paglierino, luminoso, certamente elegante già all'impatto visivo. È un vino anche abbastanza consistente, con delle informazioni certamente positive all'impatto visivo. Al naso, tipiche queste note legate al mondo della frutta, quindi siamo legati al mondo di quello che può essere un'espressività di una mela, ma sempre sono legate anche al mondo del vegetale. Queste note di tiglio, lontano, alcuni fiori come il glicine. Belle queste eleganze olfattive. Proviamolo in bocca. In bocca è certamente secco, caldo, si fa sentire, è presente, ma si ripropongono elegantemente questi profumi legati al mondo della frutta. Certo, la sua sapidità si fa sentire, siamo in una zona ricca di ciottoli, quindi ricca di sapidità, ricca di mineralità. È certamente un vino delicato ma elegante. Possiamo abbinarlo quindi a torte salate alla temperatura tra gli 8 e i 12 gradi centigradi. Evviva!
dalle ridenti colline di Valdobbiadene, da Santo Stefano di Valdobbiadene, il Fagher, Valdobbiadene Superiore Brut dell'azienda agricola Le Colture. Meraviglioso questo tono che ci può dare questo vino dal punto di vista del colore, un giallo paglierino abbastanza intenso, con l'idea del brillante, con l'idea anche di queste bollicine che salgono fini, numerose e con una persistenza qualificante. Un naso importante per il fatto stesso che ci dà questa sensazione di vegetalità, ma nello stesso tempo ci porta a questa frutta che è caratteristica, chiamiamole pure mele, pere o pesche, ma dello stesso tipo, ci può portare anche al vegetale e, voglio dire, più che altro ci fa notare quella sosta sui lieviti, quindi quella sua lunga sosta che può avere avuto. Gusto secco, gusto fresco, sensazioni minerali piacevoli, un viaggio in quella che è la mineralità che ci porta ai tenori amarognoli che portano poi alla tipicità del vino. Bella la sua persistenza, non comune da questo punto di vista, nello stesso tempo richiama l'armonia finale. Io direi che potrei concludere con gli abbinamenti per poterlo inserire in piatti sempre di pesce, ma nello stesso tempo anche piatti di verdure. Abbinamento e temperatura di servizio dai 7 ai 9 gradi. E per le conclusioni da questo Farmer Market, questo mercato di campagna amica di Conegliano, lo volevamo fare in mezzo ai fiori e incontriamo questa imprenditrice, floricoltrice, giusto? Giavra del Montello, lei produce fiori, quindi sboccia la primavera. Che consigli dà lei alle persone che vengono a questi Farmer Market? Di comprare, di venire sempre più numerosi, perché c'è la filiera corta, dal produttore al consumatore, e diciamo anche come prezzo è un buon prezzo. Ecco, la vendita diretta, signora, vi ha cambiato la vita? Beh, diciamo proprio di sì, perché noi operiamo in 2 punti vendita, qua a Conegliano e a Montebelluna, per cui oltre che il punto vendita di casa ne abbiamo 3, insomma. Abbiamo 3 punti vendita, sì. Quindi una bella esperienza. Sì, una bella esperienza. Allora, io la ringrazio per la sua testimonianza. Noi abbiamo cercato di raccontare quindi le storie dei nostri produttori che praticano la vendita diretta. Speriamo di esserci riusciti. Noi siamo arrivati alle conclusioni di questa puntata e Cronache Trevigiane tornerà la prossima settimana, stesso orario, stessa televisione. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.